dopo un fiato assenza che ho fatto, andrò a leggere un nuovo articolo di venetica.blog, che è il blog da dove che ciappo gli articoli da leggere. Digitalizzazione del testo del maio 2022 del Lunaro Veneto 2022, le produzioni autorizzate dall'Accademia della Buona Creanza. Il titolo è Organizzazione dell'Esercito Veneto, secondo articolo, perché avevo esercito il primo. Territori e esercito. L'infanteria veneta si è organizzata con 18 reggimenti di linea, 10 reggimenti nazionali più una delle compagnie verte. I territori dove che veniva a collocare le truppe dell'infanteria veneta si era dividesti in parti. La terraferma con la Lombardia Veneta che acciappava vinto le città di Bergamo, Brescia, Sarò e Crema. Il Veneto con le sue province e il Furlan fino al confine Camero, anche se era poi il reparto della Dalmazia che acciappava vinto Istria, parte della Croazia e la Dalmazia e l'Albania Veneta, e il reparto del Golfo con le fortezze ai bocche del Cataro, del Sociaparinto in Montenegro, fino al parto del Levante con le isole greche Corfù, Cefalonia e Amorea, Candia e altre minori. È importante ricordare che ognuna di queste terre sta sotto il gonfalone di San Marco in media per 350 anni. I reggimenti veneti venivano riconosciuti col nome del colonneo che li comandava, fuori che gli ultimi 4 che gli acciappava il nome della città di provenienza. Il 15° reggimento Rovigo, 16° reggimento Treviso, 17° reggimento Padova e 18° reggimento Verona. Anche se era poi il reggimento Veneto Reale, gli ultramarini di Tisciaroni e la cavalcaria coi dragoni e i croati a cavallo, i corassieri, il reggimento artiglieri e bombardieri e il segno militare dei Sernide ucraine, truppe territoriali a ferma volontaria e a fine la gloriosa marina di guerra veneziana. Ecco, andrò poi a leggere gli altri 2 articoli che leggerò prossimamente. Dunque, se vediamo.